uniti da tutta la Liguria, portando il peso di un unico crocifisso scelto non a caso. Sarà quello custodito nella chiesa di Sant'Ambrogio di Mignanego il crocifisso che tutte le confraternite della zona ecclesiastica ligure porteranno in processione a Roma in occasione del Giubileo delle confraternite, in programma sabato 17 e domenica 18 maggio. Un appuntamento che richiamerà confratelli da tutta Europa e dal mondo. Ci saranno le casse processionali provenienti dalla Spagna e che vedrà per la Liguria la presenza di una testimonianza di fede antica e radicata. È un po' il primo dei grandi crocifissi processionali che hanno superato, diciamo, un certo peso, ecco, parliamo ha superato i 150 kg di peso almeno, ecco. Legato anche alla figura di Sandro Molinari, che fu un grande cristianizzante e realizzatore di molti di questi grandi crocifissi. Un po' per la sua grandezza e per la sua importanza è stato scelto proprio per rappresentare le confraternite liguri e questa tipicità delle confraternite liguri, che è proprio quella di portare il crocifisso in processione. Un manufatto del peso di 145 kg che sarà portato a Roma, dove verrà portato in processione da decine di confratelli delle 7 diocesi liguri. L'ultima prova si è svolta all'oratorio della Santissima Trinità di Lavagna. Qui il crocifisso è arrivato da Genova. Una volta allestito e dopo la foto di rito sotto i suoi imponenti bracci, sono iniziate le prove. La cosa molto bella è stata che appunto c'è stata questa unità nello scegliere questo crocifisso e che tutti coloro che sono in grado di portarla sono stati invitati a far parte di questo gruppo che a Roma appunto farà questa processione e che porterà questo crocifisso. Sabato 17 ci sarà dunque la processione per le vie di Roma, domenica 18 invece la messa in piazza San Pietro alla presenza del nuovo Papa. Intanto un ricordo è andato a Papa Francesco e alla messa presieduta a Genova in piazzale Kennedy durante la visita del 2017, alla presenza proprio dei crocifissi liguri da lui molto apprezzati. Sabato e domenica saremo giù e proveremo a ricordare Papa Francesco in questo modo qua, come sappiamo fare noi, con devozione e con decoro, muovendo i nostri crocifissi e facendo tintinnare le fioriture delle nostre croci.